che lui nasce a 17 anni, scappa di casa e va al circo. Fa il presentatore, fa il rumorista, l'imitatore, avete avuto già modo di sentirlo. Una sera capita in un posto che si chiamava Ardauli. Hai imparato? Sì. Era uno spettacolo fatto in un paesino dove la piazza si chiamava Campo e Locura. Era un bel prato. Insomma, a quei tempi io facevo l'imitatore, però nei paesi non c'erano il cinema, non c'era televisione, non c'era niente, quindi arrivavi lì, facevi l'imitazione di Totò, cari amici, compagni, contadini, nessuno capiva e dicevano aspetta Casarnale. Facevo Alberto Sordi, idem compatato. Poi facevo gli animali e loro cominciavano a ridere. Facevo l'anatra che chiamava il maschio. Lui si avvicinava, no, più in qua, sì, qua. Poi facevo il porcospino. Il porcospino faceva così, quando fa l'amore. Perché lei c'ha la fighina d'India. Ad esempio, il grillo quando fa l'amore fa cri, per la ruggine. Lo usa una volta all'anno, quindi. Poi c'è la farfalla, quando vede il maschio. Si avvicina e fa, se vuoi farfallo. Lui non la capisce mai, Vuoi farfallo? Farfallo! Poi c'è il coniglio, quando fa l'amore si sente. Così. Sono 3 fotogrammi al secondo. Già, invece non è proprio. L'usignolo invece quando vede la femmina fa. Lei lo guarda fa. il resto è nebbia. Il rospo quando vede la femmina si emoziona e rimanda tutto l'indomani. Gli dice grazie. E Ardauli? Ardauli invece alla fine, dopo fatto tutti questi animali, faccio l'imitazione dell'asino, faccio così. Sono arrivato a metà, mi hanno risposto 500 asini di tutto il paese. Lo spettacolo è finito proprio con quella, perché non è stato più possibile continuare, perché come smettevano 20 altri 30 iniziavano.